Buonasera, allora io questa sera come promesso proverò a spiegarvi l'espressione napoletana sta che pac rinda all'acqua. Forse meno tocca. Vai giù! No, no signore, non è quello che avete visto. Quando uno a Napoli dice Guaiussam che pac rinda all'acqua, vuole dire che sta economicamente disperato, che versa in condizioni economiche molto disagiate. Un sinonimo, non deng mang luce per chiagnere. A questo punto io voglio aprire una parentesi, mi sembra giusto e corretto farlo. Le cose che io vi spiego che riguardano l'espressione della lingua napoletana, ovviamente le vado a cercare su internet e spesso le trovo negli articoli di una testata online che si chiama Vesuvio Live e molto spesso in questi articoli ricorre il nome di un certo Raffaele Bracale. Il vero professore è lui, non certo io faccio solo da tramite. Questo Raffaele Bracale è proprio un cultore della lingua e della storia napoletana. Lui ha scritto dei libri, ha scritto per il teatro, ha fatto il regista, insomma è una persona molto in gamba. Mo io penso che a lui non gli capiterà mai di vedere questo video, però se casomai accadesse, caro signor Bracale, sappia che io le sono grato anche a nome degli sciocchini e la ringraziamo per quello che lei ha studiato. Ora, tornando a noi, che cosa ci ha spiegato proprio il professore Bracale? Che a sta che pac rinda all'acqua è un'espressione che viene mutuata, cioè viene presa dal mondo della pesca, perché storicamente quando a Napoli una persona non teneva l'occhio per chiagnere e non aveva altro modo per sbarcare il lunario, si dedicava alla pesca. Una delle attività della pesca, tra le più faticose, è quella fatta con una certa rete che si chiama sciaveca. Essendo molto faticosa questa attività di pesca, i pescatori, quando usavano la sciaveca, si dovevano immergere in acqua, anche fino alle natiche, che a Napoli si chiamano EPAC, per rendere il lavoro meno faticoso. Tanto è vero che all'inizio questa espressione qua significava più che altro fare un lavoro molto faticoso. Poi è chiaro come col passare del tempo il passaggio è breve, da fare un lavoro molto faticoso, sa che pacchi dall'acqua è passato a significare, come dicevamo prima, quando uno economicamente sta disperato. Ora, io questa ve l'ho spiegata con il beneplacito del signor Bracale e di Vesuvio Live. Vi preannuncio che la prossima volta vi spiegherò un'altra espressione della lingua napoletana che risale alle persone antiche, alle massaie di una volta, quando facevano il bucato. Arrivederci a tutti e buona serata.